Cervia, alle Selve di Cervia, dove si sta svolgendo il Gran Premio che conclude una manifestazione internazionale, un concorso internazionale d'amicizia cominciato giovedì. Il cavaliere che avete visto inquadrato in questo momento è Arnaldo Bologna su Plaisir d'Afghan. Si sta concludendo, questo è l'ultimo percorso, la prima manche del Gran Premio, poi ci sarà una pausa durante la quale avremo modo di farvi vedere i percorsi migliori della prima manche e poi vedremo la seconda manche, alla quale per adesso, da un breve esame della classifica, dovrebbero accedere tutti i cavalli che fino ad ora hanno avuto 0 e 4 o 8 penalità nel primo percorso, penalità agli ostacoli, poi ci sono delle frazioni di penalità dovute a infrazioni al tempo massimo. Dicevamo Arnaldo Bologni su Plaisir d'Afghan, accanto a me c'è Lalla Novo, responsabile del settore federale della federazione. Abbiamo visto un brutto errore al numero 8, che cosa è successo? Il cavallo è giovane, Plaisir d'Afghan forse è il suo debutto su un Gran Premio internazionale e il cavaliere si è preoccupato più di superare gli ostacoli che non di saltarli nettamente. Il cavallo è uscito un po' di mano e è successo un guaio. Comunque il cavallo non è ancora pronto a questa entità di percorsi e si è trovato abbastanza male. Dunque, intanto diciamo una cosa, questa è una gara, si sta svolgendo un concorso un po' particolare qui a Cervia. Questo è il Gran Premio che praticamente è una finale delle finali, cioè come si è svolto questo concorso? Il Gran Premio si è svolto in base a qualificazioni. Si sono stati qualificati i migliori 25 binomi della prima giornata e i 25 migliori della seconda. Che già nella prima giornata hanno fatto una sorta di finale pomeriggio e così anche nella seconda. Questo per ricalcare un po' i programmi esteri, specialmente inglesi, che dedicano al pubblico e all'appassionato il meglio dei cavalieri, facendo disputare delle qualificazioni la mattina, diciamo solo fra gli addetti ai lavori e pochi amici, e lasciando un corto spettacolo dei cavalieri migliori della giornata in presenza nelle ore migliori per il pubblico. Ecco, i cavalieri che invece abbiamo in campo in questa gara di oggi sono i migliori delle due finali. Sono ancora i migliori delle due finali. Sono entrati in campo, se non sbaglio, 27 cavalieri e accederanno alla finale, se i conti che abbiamo fatto sono giusti, mi pare 8-10 cavalli, adesso poi dovrebbero essere 9. Ovviamente si applica il regolamento internazionale per cui ogni cavaliere può montare un solo cavallo anche se si è qualificato con più di uno. Ecco, dalla regia mi dicono che siamo pronti a trasmettere i percorsi della prima manche e direi di farla partire. Dovremmo vedere come nel primo percorso Green Jewel, eccolo, Giorgio Nuti inquadrato, è un percorso netto, lo diciamo in anticipo, e vorrei commentarlo sempre insieme con Lalla Novo. Ricordo che Giorgio Nuti è il campione italiano in carica. Questo Green Jewel è un cavallo su cui si nutrono molte speranze, mi pare, vero? Moltissime speranze, ha fatto una meravigliosa carriera indoor, stagione indoor, è un cavallo molto giovane perché è un irlandese di 8 anni, è stato impegnato con Giorgio Nuti nella finale della Coppa del Mondo addirittura, guadagnandosi ovviamente il posto in finale, terminato 20°. Non ha ancora una sufficiente esperienza sui percorsi all'esterno, infatti anche a Roma ha avuto qualche problema su una riviera praticamente uguale a questa che ha superato in questo momento con estrema facilità, dimostra proprio che ha bisogno ancora un po' di crescere e fare esperienza. Ecco, prima si era detto una grande speranza, poi qualcuno ha detto no, è una speranza finita, in realtà come stanno? No, nel modo più assoluto, le cose come al solito sono sempre, coi cavalli bisogna sempre essere molto attenti nell'esprimere giudizi. Il cavallo ha le potenzialità di essere un grosso cavallo per molti anni, forse gli abbiamo anche chiesto troppo, presi dall'entusiasmo di vedere in Italia un cavallo giovane di questi mezzi. Ecco, ripetiamo che stiamo vedendo le immagini registrate dei percorsi della prima manche, la prima manche è cominciata alle 5 del pomeriggio, quindi sono immagini che si riferiscono a percorsi che sono svolti fra le 5 e le 6 del pomeriggio. Vediamo anche un rallenti del percorso di Giorgio Nuti. Diceva Lalla Novo, Green Jewel l'abbiamo visto a Piazza di Siena, ci sono molte, la stessa Riviera diceva anche di Piazza di Siena, ci sono molte cose in comune con questo percorso di Piazza di Siena, vero? Più che fra questo percorso, fra questo concorso, lo stesso direttore di campo Marcello Mastronardi, alcuni elementi della giuria, perfino lo speaker Adriano Capuzzo di Piazza di Siena.
Ecco, qui vediamo inquadrato in questo momento il percorso di Adriano, cioè vediamo ripreso dalla regia il percorso di Adriano Gigli. In realtà è un percorso che si è chiuso con 12 penalità, quindi è un cavaliere che non parteciperà alla seconda manche. A seguire lui, Stefano Cesaretto. A proposito delle affinità tra le siepi e Piazza di Siena, c'è da aggiungere forse che è da ricordare che quest'anno qui alle Siepi di Cervia, immediatamente prima di Piazza di Siena, si è svolto un concorso internazionale che ha richiamato molte nazioni, mi pare 10 addirittura. 10 nazioni. E che è stato un po' una sorta di prova ufficiale del concorso di Piazza di Siena, perché le nazioni che partecipavano erano pressoché le stesse che poi si sono ritrovate a Roma. Continuiamo a vedere il percorso di Adriano Gigli, la prima manche. Che cosa possiamo dire su questo percorso allestito oggi da Mastronardi? È un percorso calibrato sulla qualità dei cavalieri in campo, sulla maggioranza dei cavalieri in campo. Non presenta molte difficoltà di distanze, infatti le distanze sono tutte comprese fra i 24 e i 27 metri, quindi tutte distanze abbastanza giuste da compiere in 6 o 7 tempi di galoppo, quindi non rappresenta delle difficoltà tecniche Quali possono rilevanti. essere le difficoltà tecniche da sottolineare? Ho visto dare qualche difficoltà qui fra il numero 7 e il numero 8, con una distanza fra i due ostacoli di 25 metri. È un po' lo stesso schema che c'era ieri, poi tra l'altro c'è una triplice seguita da un verticale. E il verticale regolarmente dà dei problemi, perché sulla triplice il cavallo si porta molto in avanti, è un salto in estensione, e deve rispondere in questo spazio. Dicevamo ieri che è un po' lo stesso di quello che succede quando un verticale alto segue una riviera praticamente. Ma no? infatti anche questa sequenza 5-6 che abbiamo visto, che stiamo vedendo adesso, ha creato dei problemi, anche il 6 ha fatto le sue vittime. Ecco, qual è la differenza nel condurre un cavallo su un ostacolo in estensione come la riviera o una triplice su un ostacolo invece verticale? Non c'è una particolare differenza nel condurlo, perché il fine del cavaliere è di condurre sempre il cavallo alla migliore distanza di stacco, ossia abbastanza vicino al piede su un ostacolo largo e un pochino più distaccato su un ostacolo verticale, in modo da permettergli una parabola centrata sull'ostacolo. Ecco, quindi la difficoltà è una sorta di... cioè il cavallo deve modificare l'andatura, cosa che deve modificare? No, non deve modificare assolutamente niente. Deve... Tra un ostacolo largo e un ostacolo verticale? No, non deve modificare l'andatura. Se il cavallo si è portato molto avanti sull'ostacolo largo, deve riunirsi ed accorciare le falcate che gli rimangono per affrontare l'ostacolo seguente, perché le distanze in genere calcolate in falcate dovrebbero essere, per esempio, fra questa triplice e questo verticale, per arrivare giusto il cavaliere dovrebbe compiere 6 falcate uguali. Se la prima falcata è più lunga, ovviamente dopo ce ne dovrebbero essere una più corta, ed ecco l'intervento del cavaliere. La riviera costituisce un elemento tecnico in più rispetto a un ostacolo come una triplice, il fatto che dentro ci sia l'acqua costituisce una difficoltà in più da superare per il cavallo? Per i cavalli che la superano malvolentieri è una grossa difficoltà, per gli altri anzi è quasi un ostacolo di riposo. Intanto vedete inquadrato un altro percorso della prima manche, si tratta del francese Laurent Levaux che monta Orbuey du Donjon, un altro cavaliere che dovrebbe partecipare, anzi che parteciperà senz'altro alla seconda manche, perché ha chiuso la prima con 4 punti di penalità. Si tratta di come ho detto, di un francese, è il campione della Lega Brettone dell'equitazione, e il suo cavallo è uno stallone francese di 8 anni. Dicevamo ieri con l'Alla Novo che i cavalieri francesi sono praticamente obbligati a montare cavalli francesi, anche se si tratta di un obbligo solo in patria. Solo in patria, però in realtà il cavaliere potrebbe montare cavalli non francesi soltanto all'estero in concorsi internazionali, che significa cavalli che in realtà non conosce perché non può montare nei concorsi nazionali, quindi praticamente è escluso che i cavalieri francesi possano montare cavalli non francesi, non delle scuderie di Francia. È un
regola che purtroppo in Italia non sarebbe applicabile, perché l'allevamento italiano non è in grado per adesso, mi pare almeno, di fornire cavalli tali da poter limitare l'uso ai cavalli italiani da parte dei cavalieri italiani. È come dicevamo, un concorso internazionale, seppur un concorso internazionale di amicizia, quindi si tratta di ostacoli di un certo livello. Sono ostacoli che sono tutti compresi fra 1,45 m e 1,50 m, ad eccezione del numero 1 che è generalmente sempre più semplice, la cui altezza sono 1,45 m. È una sorta di ostacolo di prova? Sì, di introduzione al percorso per il cavallo. Ecco, vedete la fine del percorso del cavaliere francese, il tempo massimo nella prima manche era di 78 secondi, quindi tutti i tempi che erano all'interno di questo massimo erano validi. Nella prima manche il tempo in realtà contava soltanto a questo fine, cioè se si superava il tempo massimo c'erano delle penalità in più. Nel caso che invece il cavaliere riuscisse a terminare il percorso entro il tempo praticamente non aveva alcun altro valore. Avete visto questo bellissimo rallenti sulla riviera. Ecco, diceva prima Lalanovo, se il cavallo non ha problemi, ecco, vedete inquadrato in questo momento Duccio Bartalucci, che è un cavaliere italiano che ha spesso problemi con la riviera, non lui naturalmente, i suoi cavalli. Come mai che ci sono cavalli che amano così poco la riviera? Io credo che sia difficile per un cavallo capire perché deve fare uno sforzo e superare uno specchietto d'acqua al di là di un nastrino bianco, e non perché superare quanto è necessario per evitare un pericolo. Credo che sia molto difficile per capire un cavallo che il nastrino bianco toccato è errore, non toccato è un salto ben fatto. Non vorrei essere un cavallo per doverlo capire, sinceramente. Ci sono stati tanti buonissimi cavalli che si sono sempre rifiutati di saltare tutto lo specchio d'acqua, limitandosi a superare la sieppetta che era davanti. Cavalli internazionali buonissimi, famosi. E tra l'altro c'è uno dei migliori cavalli del mondo, se non sbaglio, no? Milton. Toverland, sì, il cavallo di... Fire. Sì, che non ha addirittura partecipato a un concorso internazionale in Inghilterra perché come era previsto la riviera nella Coppa delle Nazioni è stato escluso dal partecipare alla Coppa delle Nazioni proprio per questo motivo. Dicevamo di Bartalucci ha un cavallo piuttosto buono che si chiama Lorenzo, che è un cavallo che appunto ogni volta che si trova di fronte alla riviera in realtà ha dei problemi grossissimi. Adesso ultimamente, ne parlavamo proprio prima che cominciasse questo percorso con Bartalucci, qui vedete una fermata di Gelka nel secondo elemento della doppia gabbia. Mi diceva che adesso le cose vanno un pochino meglio, Lorenzo si sta convincendo a saltare anche in estensione, quindi a non abbassare gli anteriori prima che l'acqua sia finita. Duccio Bartalucci con Gelka si è ritirato alla fine del percorso, adesso lo vedrete nel momento in cui saluta la giuria appunto per comunicare il suo ritiro, quindi non è fra i cavalieri che parteciperanno alla seconda manche. Abbiamo 3 percorsi netti. Abbiamo 3 percorsi netti nella prima manche. Abbiamo 2 compagni di scuderia. Ne abbiamo visto uno, quello di Green Jewel con Giorgio Nuti, e poi il Caratà di Giuseppe Forte, che è un amico e un compagno di scuderia. Si può riproporre lo stesso duello dei campionati italiani, in cui fino all'ultimo minuto sono stati in lotta i 2 compagni di scuderia per la medaglia d'oro. Adesso vediamo Jean-Charles Proncot, un cavaliere francese, è uno dei cavalieri che entreranno nella seconda manche. Ha finito un bellissimo percorso col suo Ninfederic, è un cavaliere che abbiamo visto anche a Venezia, ha partecipato a diversi concorsi internazionali ed è stato selezionato dalla federazione francese perché è stato selezionato dalla federazione francese per Xio in Bulgaria. Vedete
Intanto, mentre noi vediamo le immagini registrate della prima manche, sta cominciando la seconda manche. Comincia con un ordine di partenza inverso a quello della classifica, cioè partirà per ultimo il cavaliere che nella prima manche ha compiuto il percorso migliore. Io direi Jerry Smith, che è in campo in questo momento, si sta attardando. Avete visto concludere il percorso del cavaliere francese. Ecco, le immagini tornano in diretta in questo momento. Vedete in campo il cavaliere italiano. Si tratta, come abbiamo detto, appunto di Jerry Smith sul Landego con 5 penalità e un quarto. Quindi sono stati esclusi dalla partenza nella seconda manche i cavalieri che avevano avuto 2 errori nella prima, come avevamo detto gli 8. Partono soltanto quelli che hanno avuto un percorso netto o un errore agli ostacoli. Jerry Smith è un cavaliere giovanissimo, dicevamo ieri con l'Alanovo, l'abbiamo visto vincere a Piazza di Siena la Coppa dei Giovani. La possiamo considerare una promessa? Eh sì, Landego era a Piazza di Siena sotto la sella di Duccio Bartalucci e quindi è una coppiata che può avere futuro. Il percorso è stato accorciato rispetto alla prima manche. Sì. Praticamente dimezzato. Quindi adesso ascoltiamo lo speaker per certezza. C'è sempre la possibilità di uno sforamento nel tempo e quindi prima di dire le penalità bisogna aspettare le comunicazioni ufficiali. Ecco, infatti, come vi dicevo, ha totalizzato un quarto di penalità nella prima manche per il tempo e quindi conclude i 2 percorsi con 5 penalità e mezzo. Questo è, diciamo, il numero che bisogna tenere a mente per capire come poi si svilupperà la classifica. 5 penalità e mezzo sui 2 percorsi comincia già a essere un risultato che potrebbe essere interessante. Dominici? Guido Dominici sulla Viola Perla, 4 penalità e un quarto alla prima manche. Che possiamo dire di Dominici? Dominici è un grosso cavaliere, ha una grossa esperienza internazionale, è un vincitore di Gran Premio di Xio a Lisbona, è un vincitore del Premio della Regina a Barcellona. Attualmente è rientrato in Italia, monta a Milano al centro di Castellazzo. Possiamo aggiungere che è arrivato secondo ieri nella gara di cui abbiamo fatto la telecronaca, una gara speciale a difficoltà progressive. Era rimasto alla testa della classifica fino agli ultimissimi percorsi, poi è entrato in campo Bertolla, che è riuscito a fare man bassa di punti, appropriandosi di tutti i punti possibili, ed è passato secondo nella classifica. Seguiamo il suo percorso. Questo è un verticale, questo è un largo su fosso, un ostacolo piuttosto difficile, mi pare, vero? Presenta sempre un ostacolo su acqua, presenta sempre difficoltà, non è così usuale. Questa è una gabbia, qui abbiamo un verticale bianco e blu e questa è la triplice di cui dicevamo prima, soltanto che nella seconda manche non c'è, dopo la triplice, quell'ostacolo verticale, il muro che vedete adesso inquadrato, il numero 8, è stato chiuso. Adesso ascoltiamo sentiamo parlottare dentro la giuria, forse c'è qualche penalità per il tempo. No, 0 penalità per la Viola Perla, quindi la Viola Perla conclude le 2 penalità con 4 e un quarto, quindi diciamo, naturalmente si tratta di pura teoria, che in questo momento conduce la classifica provvisoria, diciamo, tra i 2 cavalli che sono entrati in campo in questo momento. Con 4 penalità alla prima manche. Stefano Cesaretto su lui. È un
cavaliere giovane, 24 anni, di Brescia, è un allievo di Graziano Mancinelli, è stato campione italiano Young Riders nell'84 e nell'85 e nonostante l'età mi pare che vanti anche una notevole esperienza internazionale, vero? È un ragazzo che cerca ogni volta che si presenta l'opportunità di uscire all'estero, affrontare concorsi nuovi, confrontarsi con cavalieri stranieri. Del suo cavallo cosa possiamo dire? Lo conosco molto poco, è una recentissima importazione, credo che sia la prima volta che lo monta. L'ho visto con un cavaliere francese Aquisgrana, ieri non è stato molto bello, oggi è migliorato molto già nel primo giro. È in pieno affiatamento, quindi è anche spiegabile un'alternanza di rendimento. Questa avete visto affrontare la gabbia, adesso abbiamo l'ostacolo dritto ed ora questa triplice, un ostacolo che è a vedersi molto impegnativo, in realtà, come appunto dicevamo anche ieri, è un ostacolo che da solo non comporta grossissime difficoltà tecniche, perché è un ostacolo che ha molto invito. Vogliamo spiegare che cos'è questo invito? Il cavallo deve compiere il salto facendo una parabola che ha per centro il salto stesso. Se l'ostacolo è composto da due piani verticali, ovviamente la difficoltà è coprire, fare lo stacco per il cavallo lontano dal primo piano verticale, in modo da coprire esattamente l'ostacolo stesso. In una triplice il cavallo è facilitato perché può attaccare la sua partenza all'ultimo elemento dell'ostacolo stesso, quindi è un punto fisso, non un punto immaginario per il cavaliere e per il cavallo, è un punto ben definito. Quindi praticamente l'ostacolo tecnicamente più difficile è quello composto da barriere pari? Nella maggior parte dei casi sì. Ecco, vedete entrare in campo in questo momento Laurent Levaux sul Buey du Jondon, un altro cavaliere che ha concluso la prima manche con 4 penalità. L'abbiamo visto il suo percorso registrato durante appunto il primo passaggio. Ecco, passa adesso fra le bandierine dove sono sistemate le cellule. Il primo ostacolo, abbiamo detto, il numero 1 è un ostacolo più semplice degli altri, è un ostacolo di prova. Questo è un ostacolo dritto, c'è stato un errore e di nuovo un errore su questo largo sul fosso. La gabbia superata bene, tocca anche il dritto successivo ma riesce a passarlo, e questa è appunto la triplice di cui parlavamo prima. Il tempo massimo è di 45 secondi, quindi ha chiuso nel tempo, quindi ci saranno soltanto penalizzazioni per gli errori agli ostacoli. Ecco, vedete adesso un rallenti del passaggio alla triplice di cui parlavamo. Se fate caso agli altri ostacoli larghi, ce ne sono alcuni in cui la barriera più alta del primo elemento dell'ostacolo è leggermente più bassa della barriera successiva, altri invece in cui sono appunto allo stesso livello, e questi sono gli ostacoli che comportano una maggiore difficoltà, almeno diciamo sul piano delle difficoltà che non sono facilmente immaginabili dallo spettatore. Infatti si dice che l'ostacolo con la barriera davanti più bassa si chiama invitante. Jean-Charles Proncot è il primo percorso, cioè è il primo cavaliere che entra in campo nella seconda manche, che nella prima aveva concluso con un netto. Nymphe d'Eric è il nome del suo cavallo. Abbiamo detto un cavaliere che abbiamo visto al concorso internazionale di Venezia 2 settimane fa, è un cavaliere che è abbastanza considerato nella federazione francese. Abbiamo detto che è stato selezionato per un concorso internazionale ufficiale che si svolgerà in Bulgaria. 0 penalità al numero 1, 0 anche al numero 2. Qui abbiamo il largo sul fosso, tutto bene.
sta facendo un percorso, mi pare, molto prudente, vero? Sa che i netti dietro di lui sono 2 e sa che si finisce netto questo giro, cosa che nelle sue possibilità è sicuramente nei primi 3. Ed è infatti un netto. Il tempo di 42,91. Nel tempo di 42